Padova orgogliosa. Ricordo che a Padova c'è anche il capitano sport, ci sta di pace, per cui lo sport visce in continuazione e in questo momento particolare abbiamo molto bisogno di pace e di tranquillità. Lo sport è quello che unifica tutti. Si parla tanto di cosa lasceranno le Olimpiadi. Per noi che rappresentiamo lo sport di base del territorio, quello educativo, formativo, vorremmo molto che la Fiaccola Olimpica, con i suoi simbolismi e i risultati che faranno i nostri campioni, accendano i cuori dei ragazzi e delle ragazze di tutto il Veneto, perché facciano tutti sport, che è il nostro vero obiettivo, che è un obiettivo che poi è utile a tutta la società, perché qualcuno vincerà, qualcuno sarà un campione, ma tutti diventeranno cittadini migliori per l'Italia. Eh sì, Padova è una città che nella storia ha regalato delle medaglie incredibili, tante volte anche inimmaginabili, e noi abbiamo la fortuna di avere degli atleti padovani che ci hanno regalato questi sogni, e oggi mi sembrava giusto ricordarli, mi sembrava giusto raccontare anche brevemente alla gente che è qua assiepata in Prato della Valle qual è la forza dello sport del nostro territorio. Una grandissima emozione che appunto ho visto la fiamma olimpica girare per il territorio padovano, dalla bassa alle terme all'alta padovana, e che tra poco porterà tutta la sua magia nella nostra grande piazza, il nostro Prato della Valle, scaldando davvero quello che è un clima invernale, ma che ci porta verso questo grandissimo appuntamento con le Olimpiadi invernali 2026 che abbracciano tutto il nostro Veneto. La mia emozione è essere a Padova, la mia città, dove ho fatto tutti i passi per arrivare poi a 3 medaglie olimpiche, a un record del mondo l'anno successivo. Quindi nel momento che mi hanno chiesto dove volevo correre, io non avevo dubbi, volevo correre qui a Padova, perché è la città dove sono nata e che sento come mia città. Una grandissima sorpresa, una grandissima emozione, e mi sento sulle spalle anche molta responsabilità, perché rappresento i fragili, e fra i fragili più fragili ancora, quelli che hanno bisogno di cure palliative, però ce la faremo, e tutto questo ti fa pensare che la lotta, i traguardi sono sempre possibili.